Desidero, più che fare l'applauso al Presidente che interviene, che lo facciate a quelli che si sono spaccati la schiena sotto il sole, al freddo, a lavorare, e che magari durante le inaugurazioni sono nelle retrovie come i signori che sono lì. Lo dico perché è vero che le idee camminano sulle gambe degli uomini, ma se non c'è qualcuno che lavora, le opere pubbliche non si fanno. E lo diciamo da una provincia, da una regione dove il valore del lavoro è un valore etico e è la grande ricchezza del territorio. Noi penso, l'ho detto anche il mio assessore, la parola la manteniamo, abbiamo un progetto di opere pubbliche degno di questo nome, però proviamo l'imbarazzo a parlare a una comunità di veneti che giustamente chiede, perché qua le tasse le paghiamo, siamo tra le 3 regioni d'Italia che versano più tasse di quelle che tornano sul territorio, ma che purtroppo dobbiamo avere una contabilità negativa e ci accorgiamo del fatto che le tante cose che vorremmo fare, purtroppo in virtù degli sprechi degli altri, non le facciamo. Perché vi dico questa cosa? Perché la stagione che abbiamo davanti è una stagione di battaglie. Il Presidente della Regione non si può esimere da fare queste battaglie, ve lo dico perché poi magari voi leggerete e dite ma questi lo stanno combinando, invece di lavorare baruffano, fanno casino. Guardate, io non ce l'ho con Monti, non ce l'ho con Berlusconi, non ce l'ho con nessuno. Dico che i veneti pagano le tasse devono restare qua, punto e basta. Se non accade... Se non accade questo vuol dire che il sistema non funziona più. Non capisco per quale motivo in giro per l'Italia le cicale siano continuamente foraggiate, le formiche venete o lombarde o emiliane debbano soffrire. E penso che con 152.000 disoccupati, lasciatemelo dire perché trovo una platea attenta e vigile su questo problema, con 152.000 disoccupati in Veneto e un ragazzo su 4 che non trova lavoro sotto i 30 anni e 2 sono precari, c'è poco da stare allegri e c'è poco da concedere agli altri. I veneti conoscono la solidarietà, la sussidiarietà, conoscono l'emigrazione, sanno cosa vuol dire rispettare le persone e il prossimo, però ne hanno le scatole piene. Oggi dobbiamo pensare ai veneti, per questo noi diciamo prima il Veneto, il che significa che per i nostri cittadini dobbiamo avere servizi. Noi sappiamo come mettere a posto le cose, servono le risorse. Quando tu hai l'80% delle imprese che ha meno di 15 dipendenti e capisci che il rapporto tra dipendente e datore di lavoro è un rapporto stretto, di familiarità, di conoscenza e anche di sfida comune, tu non puoi non accorgerti che più di una quarantina di persone si sono suicidate all'interno di quelle imprese. Lo dico perché imprese di queste, dove imprenditori si sono suicidati, sono anche imprese che facevano opere pubbliche. E allora noi a queste famiglie dobbiamo dare una risposta, che è quella dell'accesso al credito, che è quella di fare in modo che le banche continuino a dare l'ombrello quando piove, non toglierlo quando piove e riconsegnarlo quando c'è il sole. È una sfida della comunità. E quindi io volevo dirvi questo in occasione di questa inaugurazione. Noi le opere pubbliche le facciamo. Vorremmo darvi i guardrail, come lo dicevo ad Agordo, dorati con le dorature, noi ce lo potremmo permettere. Purtroppo le dorature le mettono sui rubinetti di casa in altre parti in giro per l'Italia dove non servono. Non contestiamo la spending review, guardate, Monti fa bene, dovete tagliare 4 volte tanto, perché chi è qua di voi che è contrario al taglio della spesa pubblica? La verità è un'altra, che non può tagliare sempre a pantalone, deve tagliare anche a quelli che sprecano. Non riusciamo a giustificare 26.000 forestali della Sicilia e sapere che in tutta Italia ne abbiamo 5.000. Saluto la mia forestale qua. Che non c'entra niente. Piccini, Padovan, Martini, non c'entrano niente con la forestale della Sicilia. Lo dico che questo mal costume e questo spreco lo dobbiamo arginare. Se abbiamo 1990 rotti miliardi di debito pubblico che ci costano 80 miliardi all'anno, che potremmo utilizzare per fare ospedali, per fare strade, per creare posti di lavoro, non è che l'hanno fatto i veneti il debito pubblico. Per questo io ho proposto di regionalizzarlo il debito pubblico. Dateci la nostra fetta di torta, ce la portiamo a casa anche se non è colpa nostra. Ce la paghiamo noi, tanto la stiamo pagando comunque, ma poi tutti fuori dalle balle, cioè poi ci arrangiamo veramente fino a fondo. Io chiudo dicendovi di essere vicino
vicini ai nostri amministratori, i sindaci, il presidente della provincia, agli assessori, ai consiglieri. Non è un momento facile. Ringrazio anche chi ha subito l'opera. Io ho realizzato un sacco di opere, ho fatto oltre 400 rotatorie in questa provincia e posso garantirvi che ogni rotatoria aveva un comitato contro. Non ho mai infierito sui comitati, non ho mai infierito sui cittadini, perché poi è inutile che facciamo gli eroi. Se vi portano via 1 metro quadro di giardino a casa vostra, vi incazzate, vi arrabbiate sul serio. Allora, rispettiamole anche questi espropriati. Ovvio è che poi noi siamo chiamati a guardare l'interesse della collettività in un paese nel quale ormai la democrazia ci ha portato al punto che il singolo blocca l'opera pubblica della comunità. Con l'assessore Crisso venerdì lo annunciamo, andremo a vedere quello che noi facciamo sul serio, i primi chilometri della pedemontana, e anche lì noi abbiamo una comunità di oltre, quanti sono? 37 comuni, i cittadini che tutti ci dicono ma chissà perché da Treviso non si può andare a Bassano in un quarto d'ora, in 20 minuti, c'è una strada che va a drenare la Schiavonesca Marosticana che è la più incidentosa d'Italia e c'è per una persona un ricorso. Bene, noi rispettiamo questo, rispettiamo la democrazia, però qualcuno deve anche mettersi la mano sul cuore e dire bene, ma la comunità vuole le opere pubbliche. Noi siamo qui per fare opere pubbliche, non per far dispetti ai singoli. A me spiace che venga sempre interpretata così, però lo diceva prima Muraro, se siamo passati da 190 morti sulle strade in questa provincia a 50-60 morti, io penso che qualcosa di buono si sia fatto. Vi ringrazio e buona giornata a tutti.